ChatGPT roteirista. Ciao tifosi napoletani. Siamo tornati con un'altra notizia esclusiva sul nostro amato Napoli. La nostra squadra sta cercando di migliorarsi sempre di più per portare buoni risultati, quindi non dimenticate di mettere un like a questo video e iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Oggi abbiamo aggiornamenti importanti sul fronte dei trasferimenti. Rafa Marin si avvicina sempre di più al Napoli. Vediamo i dettagli. Mercato di trasferimenti del Napoli, visite mediche di Rafa Marin. Il difensore spagnolo di 22 anni sarà presto sottoposto a esami medici, come riportato da fonti vicine al club. Le visite mediche sono previste circa intorno al raduno e comunque prima del ritiro italiano previsto per l'11 luglio. Il Real Madrid avrà diritto a 11 milioni di euro per il contratto, avendo garantito la possibilità di riacquistare il giocatore, pagando 25 milioni nel 2026 e 35 milioni nel 2027. Tuttavia, se il club azzurro offrirà ulteriori 10 milioni il prossimo anno, avrà l'opzione di trattenere il giovane talento. Questa operazione rappresenta un investimento importante per il Napoli, che mira a rafforzare la propria difesa con un giovane promettente. Rafa Marin è visto come una pedina fondamentale per il futuro della squadra sotto la guida di Antonio Conte. E voi, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questo nuovo arrivo? Rafa Marin è il difensore giusto per noi? Lasciate i vostri commenti qui sotto e discutiamo insieme di queste importanti operazioni di mercato. E non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato Napoli. Alla prossima e forza Napoli sempre!